Paolo, che si chiamava Giovanni Paolo, però chiamavano sempre Paolo anche nei suoi libri. Era un marito stupendo, non perché adesso non c'è più, ma l'ho sempre detto, perché lui aveva una grande ricchezza dentro di lui. Era sempre attivo, sempre alla ricerca con la macchina fotografica. Io ero l'autista e si partiva, si andava all'inizio anche al Montello per vedere l'autunno, certe cose senza nessun impegno. Dopo si andava a mangiare i funghetti a Santa Mamma con soppressa e salame, un bicchiere di vino, e sempre alla ricerca delle foto migliori. Paolo diceva sempre gli altri erano migliori, però lui quando doveva fotografare era una ricerca sempre per il meglio. Se trovava difficoltà, impalcature, cose, allora inventava, girava, studiava e veniva fuori la foto migliore. Mio fratello Paolo aveva 10 anni più di me, quindi c'è una bella differenza d'età, però noi siamo sempre stati molto vicini perché avevamo un po' un carattere simile, non proprio identico, però lui per esempio aveva questa cosa della musica classica che mi ha influenzato molto. Non solo, ma anche nei giochi. Paolo aveva una fantasia intensa e lo dimostrano anche questi fumetti che lui disegnava. Aveva un talento per inventarsi le cose, gli argomenti erano le guerre marziane, i terrestri, i corridori, il Giro d'Italia. Lui si fabbricava, è difficile adesso da spiegare dopo tanti anni, ma lui ritagliava dei cartoncini, un cartone particolare, lo ritagliava, faceva un rettangolino grande così e sopra il rettangolino dipingeva le figure dei corridori. In tutte le posizioni, magari di fianco, davanti, che alzavano le mani. E i corridori erano quelli dell'epoca, degli anni 50, quindi Baldini, anche Till, eccetera, Charlie Gaul. E aveva questa dote di disegnare e poi le metteva sul terreno, su un giardino, e faceva dava questo colpo e questo cartoncino andava da un'altra parte, 1 metro, 2 metri, e questo per lui era il Giro d'Italia, fatto artigianalmente, e il tiro era come per il Giro d'Italia i minuti o il tempo che uno ci mette a arrivare al traguardo, però è talmente originale che una cosa che non ho mai visto, nessuno ha mai fatto prima, era una cosa da brevettare, insomma. Questo per dire quanto Paolo, la fantasia che aveva lui, si inventava questi giochi e io ero sempre lì perché a 6 anni guardavo mio fratello più grande che faceva queste cose, quindi ero affascinato. Sono Giuliana, la sorella più giovane di Paolo, la più piccola. Noi siamo 7, occupo il 5° posto. Paolo dunque prima di tutto per me un fratello, una persona molto molto importante nella mia vita. La relazione era un po' particolare, non è che ci raccontassimo storie intime, le nostre storie personali, no. Però c'era qualcosa che ci accomunava, un amore, l'amore per la musica e l'amore per l'arte. Mi piace ricordare che il primo disco 33 giri di musica classica gliel'ho regalato io. L'ho portato io in casa perché a casa mia non c'era molto tempo, o al massimo si ascoltava musica sinfonica. Ricordo i preludi del Lohengrin e del Tannhäuser
i preludi di Liszt, e lì è cominciato qualcosa, è scattato qualcosa in Paolo. Lui ha cominciato ad ascoltare, riascoltare, poi mi ha chiesto un altro disco, io sorella più giovane, e gli ho portato la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. E qual è stata la grande differenza che è cominciata? Che Paolo, come in tutte le cose, ha voluto capire, ma non è una comprensione teorica, quella che lo caratterizzava, una comprensione di tipo solo cognitivo, è che per andare a cogliere gli aspetti più profondi della musica, dell'arte e di tutto quello che faceva, bisognava studiare, e lo studio era esperienza, non era mai qualche cosa di freddo, di lontano, di distaccato. E questo poi me l'ha insegnato, perché io ero in un ascolto emotivo, ingenuo, la musica si collegava così a delle emozioni, a dei sentimenti, a degli episodi. E Paolo mi ha detto: ma non è questo il modo in cui ascoltare la musica. La musica ti dà un'emozione più vera se in qualche modo l'ascolto è assoluto, cioè proprio sciolto dagli altri contesti. Allora ho cominciato a capire le differenze, i ritmi. Io, stonata, zero musicista, ho imparato a sentire la differenza tra, che ne so, un pianista come Horowitz, Pollini, eccetera, riconoscevo. Quindi mi ha dato un patrimonio enorme che mi è durato sempre, e io sto parlando qui dei primi anni 60, quindi pensate poi la strada. Essendo appassionato di musica classica mi faceva ascoltare in salotto con un silenzio, e la sua sigaretta, c'era il salotto che fumava, faceva ascoltare Beethoven, Schubert, Chopin, Bach, Mozart, e io ero lì che io ho un talento per la musica, nel senso che riesco a decifrarla pur essendo un autodidatta, e quindi imparavo a memoria questi brani, dentro di me ce li avevo e così, insomma. Lui ha cominciato a fotografare quando aveva, ma io credo sempre 15, 13, 14 anni aveva, e quindi documentava tutti i nostri viaggi di famiglia, le nostre vacanze. Il nostro papà era appassionato di campeggio, quindi ci portava con la roulotte, abbiamo fatto un giro della Svizzera che è durato un mese nel 58 o 57-58, era mio papà che all'inizio faceva un po' la documentazione, cioè, quindi riprendeva con la cinepresa, la macchina fotografica, però poi Paolo ha preso il suo posto in questi documenti, è stato un po' la sua esordio nella fotografia. Prima di tutto Paolo faceva un studio, poi aveva i permessi, bisognava avere il permesso per andare, bisognava pagare, e quindi aveva col proprietario della villa un appuntamento. Allora preparava la macchina con tutti i cavaletti, prolunghe, macchine. Allora aveva la Leica e la Canon, e arrivava, che gli davano ospitalità, erano un po', perché avevano tanti fotografi che andavano. Questi fotografi erano tutti sempre, si sentivano i padroni, invece lui era sempre una persona che poi tutti gli volevano bene, insomma, con la Leica girava, fotografava. Poi portava da Orio tutte le foto, i negativi, quando c'erano li guardava, delle volte venivano bene, altre volte niente, però era sempre una corsa e
non c'era mai malinconia, tristezza, perché aveva sempre un qualcosa da fare, e presto, e la luce, e il temporale, magari metteva i segni come la rotonda, siccome è andato non so quante volte, però in ultima, questo col banco ottico, e aveva trovato l'inquadratura, aveva messo dei segni, dei sassi, in modo che dopo un temporale col ragazzo, perché non è che andassi sempre io, col ragazzo partiva, arrivava di corsa via Cavalletto, banco ottico, perché la luce dura pochissimo, quella speciale, e allora arrivava la foto stupenda. Anche a Venezia siamo stati a fare i palazzi di Venezia, anche il Palazzo Ducale. E c'era la regatta e avevamo l'appuntamento al Guggenheim. E allora eravamo nella terrazza, intanto io prendevo un po' di sole perché dovevo aspettare la regatta, intanto lui era pronto e ha fatto anche là delle foto stupende, che poi la direttrice, ho trovato la lettera, gli ha mandato una lettera dicendo che lei conosceva bene Venezia, ma che ha potuto riscoprire Venezia fotografata da lui. Abbiamo fatto il Canova, cioè io e lui, importantissimo, a Possagno. Si andava ogni giorno alle 4 d'inverno, eravamo vestiti come in alta montagna, perché faceva freddo, con tutti i cavalletti prolunghi, queste statue bianche che alla sera mi faceva anche un po' paura. Mi diceva: Pia, vai in fondo, spostala. E poi ha fotografato il Canova come delle modelle, con delle luci. E allora io ero nascosta dietro la statua col quadrato di luce rossa, verde o celeste, così faceva. E ha fatto un libro, il Canova, stupendo, che è unico. Paolo amava la bellezza, ma non anche qui estetizzante, la bellezza che nasceva dalla sua formazione classica, cioè la bellezza come bisogno di armonia. Quel kalos kai agazzos famoso in Paolo era proprio autentica sua dimensione interiore, umana, e poi anche professionale in tutto quello che faceva. C'era questo gioco sempre tra noi due, che la fotografia era bella perché più a fuoco era, quindi più incisa, lui diceva incisione, no? Come se fosse una cosa, e faceva questo giochino che prima la metteva dentro, la proiettava sul muro con questo piccolo schermo bianco e poi c'era la messa a fuoco, e allora lui pian pianino la metteva a fuoco, prima era sfocata, la metteva a fuoco e io dicevo: ah, guarda, Asia a fuoco adesso, guarda che bella, proprio bella fa. E lui poi faceva l'ultimo colpetto, che era il colpo di grazia, tac, e la metteva a fuoco come doveva essere. Allora lì io facevo ah! Come se fosse un proiettile. Nel tempo libero, quando arrivava a casa la domenica, lunedì che era vacanza, lui trovava da fare o il modellista, e quindi ha fatto un 200 aerei di quelli
ma soldatini, così. E sempre con la musica classica sottofondo che lo aiutava. Poi io facevo i pranzetti, non è che io fossi gelosa perché lui aveva il suo hobby così, anzi mi piaceva e lo aiutavo, andavo a vedere ed era sempre una cosa bella. Noi abitavamo in questa casa che aveva 3 piani e l'ultimo piano aveva un soffitto molto basso e lì lui aveva, in una di quelle stanze aveva instaurato la sua base dove c'erano gli aeroplani sui piedistalli e poi c'era una specie di camino scuro, io ero piccolo e mi portava lì e prendeva questi aeroplani e li faceva svolazzare, però questo camino rappresentava come una fantascienza, cioè lì se uno andava dentro là non tornava più fuori l'aereo, cioè proprio andava nell'infinito, nello spazio, c'era sta roba, un buco nero e io mi faceva impressionare perché cioè, per dire la fantasia che aveva lui, cioè si inventava di quelle cose. Poi dipingeva le sue foto, allora quando arrivava a casa, se c'era il periodo della pittura, aveva il cavalletto in salotto pronto coi colori e faceva dei quadri dalle sue fotografie. Rispetto all'arte io porto un'immagine dentro anche degli ultimi anni della vita di Paolo, anche l'ultimo anno così difficile, con una malattia devastante. E qual è l'immagine che ho io? È l'immagine di un sorriso un po' ironico, un po' vergognoso, un po' consapevole di quello che lui era, sempre però nell'umiltà, perché noi non sapevamo niente di Paolo, dei riconoscimenti che aveva. Per fortuna la Pia ogni tanto ci raccontava così, però Paolo mai, e abbiamo scoperto dopo quello. Allora ricordo appunto quel sorriso che anche sospendeva come per un momento la malattia, il dolore e lo riportava alla sua vita. E allora lì si illuminava la stanza. E prima magari se si trattava, che ne so, di un affresco, di una scultura, di un'architettura, ci aiutava a capire il contesto culturale, artistico. E poi arrivava l'altro sguardo, lo sguardo del fotografo, lo sguardo che ci faceva cogliere con la luce, i particolari nuovi. Ed era veramente un momento di profonda intimità. Un'intimità vera che va anche oltre a raccontarsi che cosa hai fatto oggi, domani, quali sono i tuoi dolori, i tuoi problemi. E quindi l'incontro era sempre sul piano della bellezza. Quindi che cosa è stato Paolo per me? E devo dire che è stato un fratello che ho incontrato, ma è stato veramente un maestro di musica, di arte, di pittura. Io non ho nessuna di queste caratteristiche, ma per fortuna le so cogliere e questo anche è una grande dimensione, perché chi non è artista nel senso tecnico del termine può godere dell'arte se diventa così, diciamo quasi un lettore esperto, come si dice oggi. Io non lo sono certo, però mi sono avvicinata. Insomma era una vita bella, faticosa ma sempre frizzante e lui era un personaggio che lo riconoscono, insomma, non era mai il più bravo ma doveva diventare sempre migliore.